Se dico robot aerei, a qualcuno verranno in mente i cartoni degli anni '80 che ci proteggevano da invasioni aliene o mostri spaziali, ma quelli di cui parleremo oggi invece non sono antropomorfi e non hanno raggi cosmici, ma scopriremo che invece sono altrettanto eroici. Ne parliamo con Vincenzo Lippiello, professore di robotica dell'Università di Napoli Federico II. Professore, buongiorno e benvenuto a Quasar. Grazie. Allora, intanto iniziamo con 3 domande obbligate. Cos'è un robot aereo? Come è fatto e quale aspetto ha? Allora, un robot aereo può essere confuso anche con un drone, quelli che conosciamo tutti, diciamo, ormai frequentemente, li vediamo volare un po' in giro anche in trasmissioni sportive per registrare eventi. I droni, intesi come robot aerei, sono qualcosa di più sofisticato. Sono droni in grado di interagire fisicamente con l'ambiente circostante per creare ed eseguire operazioni complesse. Potrebbero essere droni con speciali tool per eseguire misure o operazioni di manutenzione, o addirittura droni più sofisticati che sono equipaggiati con dei veri e propri bracci robotici attraverso i quali eseguire delle operazioni che possono essere abbastanza simili a quelle che potrebbe eseguire un operaio specializzato, operando però in condizioni chiaramente di rischio. Ho introdotto lo spazio dicendo che questi robot non assomigliano a quelli dei cartoni animati, ma in realtà possono svolgere delle mansioni o dei lavori davvero utili. Ci spiega quali? Con la robotica aerea noi vogliamo sviluppare una serie di nuovi sistemi aerei robotici che hanno o che cercano di avere una destrezza simile a quella dell'uomo per eseguire proprio questi tipi di operazioni estremamente rischiose. Ad esempio, ispezione e manutenzione di linee elettriche, isolatori, pulizia di isolatori, rimuovere detriti o rami, buste di plastica che si possono impigliare sulle linee elettriche, andare a fare fisicamente operazioni di misura, ad esempio misura della qualità del calcestruzzo di un pilone, se la presenza di crepe su un ponte. Fondamentalmente noi vogliamo remotizzare la mano dell'uomo. Ad avvalorare quanto mi ha detto, professore, io aggiungerei che oggi in Italia abbiamo una grave mancanza di lavoratori specializzati proprio nell'ambito delle competenze che dovremmo sviluppare in funzione degli impegni presi per l'attuazione della transizione energetica ed ecologica. Quindi le domando, sarebbe possibile mitigare gli effetti negativi della mancanza di formazione di nuove leve investendo su queste tecnologie? La risposta è assolutamente sì. In molti dei lavori che lei ha citato sono richiesti operai specializzati, sono operai che diciamo, non hanno nulla da invidiare a dei veri e propri arrampicatori, hanno proprio un patentino specializzato per questi tipi di operazioni, devono essere dotati di imbragature particolari, di una formazione molto avanzata e sono lavori comunque rischiosi, cioè non tutti hanno la propensione a fare quel tipo di lavoro. E quindi è chiaro che, come giustamente lei diceva, è molto difficile oggi trovare sul mercato del lavoro manovalanza disponibile e disposta, diciamo, a fare questi tipi di lavoro. I robot sono autonomi nello svolgere le loro mansioni o sono pilotati? Allora, non esiste una risposta univoca a questa domanda. Ci sono diversi scenari. Lo scenario più semplice prevede l'operatore che guida completamente il robot nell'esecuzione del task attraverso interfacce aptiche, interfacce molto simili ad esempio a quelle che vengono usate attualmente nella chirurgia robotica. Quindi il robot non ha nessun grado di autonomia, è completamente telepilotato. Ci sono poi dei livelli intermedi, cioè l'operatore può eseguire una quota parte del compito e un'altra quota parte viene invece controllata dal sistema robotico. E poi c'è, diciamo, l'altro estremo, il pilota porta il sistema robotico nella posizione dove desidera fare un certo compito e avvia una procedura automatica. Professore, abbiamo capito che i robot aerei sono in grado di svolgere lavori in collaborazione con l'uomo ed evitare di metterlo a rischio sicurezza in alcuni specifici frangenti. Ma come si alimentano e che autonomia possiedono? Allora, la stragrande maggioranza dei sistemi aerei, dei droni in generale, ma insomma anche dei robot aerei, sono alimentati fondamentalmente a batteria, quindi hanno un'alimentazione, se vogliamo, ecologica,
un po' come le auto. Chiaramente ci sono dei casi limite, ma sono abbastanza eccezionali, in cui l'alimentazione a batterie non è sufficiente, allora si ricorre a un'alimentazione ibrida, quindi abbiamo sostanzialmente un generatore a benzina che genera una corrente elettrica e poi va a alimentare i motori. Ma normalmente per i droni di cui almeno io mi occupo, parliamo di droni al di sotto dei 25 kg di peso, tipicamente si utilizzano le batterie. Ora, per quanto riguarda l'autonomia di volo, allora, laddove un drone ludico ormai viaggia su un'autonomia di 40 minuti, sono droni estremamente leggeri, fondamentalmente portano con sé una piccola telecamerina, i droni di cui parlo io sono droni che invece portano con sé un equipaggiamento ben robusto, braccia robotiche, strumentazione, tool anche importanti, quindi c'è un peso importante che viene trasportato e quindi raramente, devo dire, si superano i 15, massimo 20 minuti di autonomia per singolo pacco batteria. Professore Lippiello, se non la prima è certamente una delle domande che molti le avranno posto. Quando i robot aerei o terrestri che siano avranno esaurito gli impieghi utili che l'uomo non può o non vuole svolgere, saranno programmati anche per sostituirci in attività dove potrebbero risultare più efficienti e redditizi? Ma ci siamo mai chiesti nel mondo cosa succede? Cioè, se pensiamo ai 2 paesi nel mondo col maggior tasso di robotizzazione, cioè di numero di robot per unità di abitanti, al primo posto troviamo la Corea, seguiti dal Giappone, come insomma potete anche immaginare. Ci siamo mai chiesti il tasso di disoccupazione attuale in Corea del Sud, ovviamente in Giappone? 0. Quindi io non correlerei la robotizzazione, perché robotizzazione è sinonimo di tecnologia avanzata, cioè di un sistema paese che è all'avanguardia da un punto di vista tecnologico. E vi assicuro che un paese all'avanguardia tecnologicamente non soffrirà mai di problemi di disoccupazione, perché saremo in grado di sviluppare tecnologia avanzata con costi sostenibili a livello globale. Quindi io, diciamo, non sono molto d'accordo con queste paure e questo punto di vista. Professor Lippiello, io la saluto, le auguro buon lavoro. Arrivederci. Grazie, è stato un piacere partecipare alla trasmissione.